E siamo a lunedì, buon lunedì a tutti amici di Pomeriggio Special e amici di Io Compro Siciliano. Salve da Cristina Ruffino. Allora, oggi ho deciso, considerato il fatto che sta per arrivare anche il mio compagno di viaggio del lunedì, che lavorerò praticamente così all'impiedi, ecco, perché lui lavora sempre così e quindi ho deciso di imitarlo. Allora, salve da Cristina Ruffino, oggi che acconciatura ho? Insomma, un po' strana anche perché comunque per arrivare qua ha piovuto, quindi diciamo che sono arrivata un po' così. Va bene, bentornati a Pomeriggio Special. Attenzione perché questa è l'ultima puntata di Pomeriggio Special, vi darò dei dettagli comunque tra non molto. La cucina dei ricordi il lunedì con lo chef Mariano Carbonetti che è già pronto e che vedo. Eccolo Buonasera, buonasera là. a tutti, bentornati a questo ennesimo lunedì, un lunedì speciale, la festa delle donne, e approfitto per fare subito gli auguri alla nostra grande Cristina e a tutte le donne che ci stanno Grazie. ascoltando. Io aspettavo te perché so che tu da gentiluomo non hai dimenticato questa ricorrenza importante, quindi ovviamente mi associo anch'io. Auguri a tutte le donne. Salutiamo Paolo Gatto che è in Ciao regia, auguri Paolo. anche alla nostra Marzia Monreale in redazione. Allora, Carbonetti, questa è l'ultima puntata dedicata alla cucina dei ricordi. So che sei molto triste. Lo so, guarda, un filo di tristezza c'è perché dopo aver creato insieme tutta questa cosa, all'improvviso ci dicono che abbiamo finito, vabbè. Comunque no, dai, sto scherzando. Ma Questa tu non sai. è la ripartenza di una nuova fase che poi vedremo come si svolgerà e così via. Esatto, perché Pomeriggio Special si ferma per un po' e poi per ripartire poi in una nuova veste, quindi c'è lo stop e poi c'è un inizio entusiasmante. Quindi vabbè, allora noi siamo pronti con la cucina dei ricordi anche oggi. Oggi dove finiamo? Dove ci porti? A Allora, oggi Siracusa? ti porto in una delle città più belle della Sicilia, ricche di storia, ricca di tradizione, ricca di tutto, ricca di uomini e di maestranze, che ovviamente ci portano il loro sapere anche oggi pomeriggio insieme a noi. Parleremo della bellissima città di Siracusa, una città che da tempi, dai millenni, direi, ha sempre solcato quella che è la tradizione della nostra terra. Crocevia importantissimo, crocevia commerciale, per la sua posizione geografica, è stata la culla di tantissimi uomini illustri, tra cui Mitecco Sicolo. Ricordiamo che il primo libro di cucina fu scritto proprio da lui già nel V secolo a.C. Poi l'Abdaco di Siracusa, senza di lui io il mio mestiere non ci sarebbe, perché non ci sarebbe la scuola alberghiera, quindi la scuola di cucina e così via. Guarda, ci sono tantissime cose da ricordare su Siracusa, i cibi, l'introduzione del miele servito già nel periodo greco, ma guardami, fermiamoci, presentiamo subito i nostri ospiti, perché in questi 30 minuti che abbiamo dobbiamo dare il massimo, e se io ogni volta ti faccio la testa così non ci resta più spazio. Quindi parola a te, Cristina, via con gli ospiti. Se no non ce ne usciamo più. Allora, via con gli ospiti, io accolgo subito, io partirei però dalla donna, non vi seccate perché oggi ovviamente è la festa delle donne, quindi parto con la chef. Oggi tradizione e innovazione come sempre. Andiamo ad una chef tutta al femminile, Giulia Carpino, talentuosa e promettente cuoca, 26 anni, siciliana di Palazzo Lacreide in provincia di Siracusa, innamorata della sua terra. Ciao Giulia! Ciao Giulia! Ciao e auguri Cristina! Auguri anche a te Giulia. Allora, io so che tua nonna ti ha trasmesso la passione per la cucina, è vero? Sì, nonna Rosa mi ha trasmesso questa grandissima passione, la saluto, la ringrazio sempre. Sì, donna speciale, auguroni anche a lei, felice di essere sua nipote e felice di essere soprattutto quella che oggi riesce anche come lei a tramandare la passione per la cucina. Tra l'altro tu sei stata anche in TV all'interno della trasmissione televisiva Cuochi d'Italia condotta da Alessandro Borghese, hai ottenuto un grandissimo successo, quindi complimenti, brava Giulia, porti avanti una bella eccellenza tutta siciliana, ecco. Grazie. E adesso passiamo all'uomo, lo chef Maurizio Urso, grandissimo chef pluripremiato che con la sua rinomata cucina rappresenta l'incontro fra tradizione e innovazione, sinergia tra passato e presente. Presidente dell'Accademia Nazionale Ital Cuochi, vicepresidente Eurotox Italia, consulente per i servizi della ristorazione e brand ambassador, vincitore del contest Risotto 2020. Benvenuto allo chef Maurizio Urso, benvenuto tra noi. Buonasera, ciao a tutti, Maurizio, buonasera. Ciao Mariano, ciao Cristina. Salve Maurizio, allora che bella coppia, io vedo baci, siete una coppia?
No, non siamo una coppia, però lei non posso dirlo, diciamo, è una disturbatrice. Ecco, è una disturbatrice. Sì, io sono la sua disturbatrice personale, sì. Va bene, allora io direi, siccome abbiamo 25 minuti che sono rimasti, o a meno che faremo qualche minuto di recupero, ad andare proprio all'interno di questa puntata di oggi, il lunedì, per parlare di quello che è l'argomento. Mariano Carbonetti, a te la parola. Allora, introduciamo subito la puntata odierna con una domanda al grande chef Maurizio Urso. Maurizio, lo sai, l'ultima volta ti ho fatto una domanda, ti ho chiesto qual è il tuo piatto di ricordi, lo chiediamo sempre. Però a questo punto, visto che c'è la nostra collega giovanissima Giulia Carpino, vorrei capire un attimino intanto qual è il suo piatto dei ricordi. Glielo facciamo narrare dal punto di vista del suo ricordo da piccola. E poi vediamo un attimino se riflette quella che è la tradizione nostra e la nostra cucina. Ok, Maurizio? Bene, bene. Allora, Giulia, questo piatto tuo dei ricordi, quando eri piccola, cos'è che ti è rimasto in testa? Va bene, a parte naturalmente quell'odore di pane caldo fatto col criscente, fatto impastato a mano dalla nonna, nella maida e tutto il resto, che sono comunque i profumi e i ricordi più belli in assoluto che una ragazza della mia età può tenere in memoria e nei ricordi. Un piatto, e lo rubo a Maurizio, perché io e Maurizio siamo una coppia, facciamola così, sono la sua disturbatrice seriale da quando avevo 14 anni, che gli vado dietro, che gli rompo la testa, che lo riempio pieno di domande e che lo disturbo proprio anche fisicamente, mentre lavoriamo lo disturbo, mi piace disturbarlo. E quindi io ho due nonne, le chiamo così, la mia nonna, la nonna Rosa, e la nonna Angela, la mamma del signor Urso. Ed entrambe cucinavano un piatto meraviglioso che è il coniglio alla stimpirata, tipico delle parti. Questo coniglio quindi in agrodolce, che ancora oggi lavorando con lo chef Urso teniamo in carte, teniamo nel menù come il coniglio della nonna, il ricordo proprio alla nonna Angela. E glielo rubo sempre perché... Ma cosa aveva di particolare, Giulia? Come? Cosa aveva di particolare questo piatto che ti ha lasciato questo ricordo così indelebile? Va bene, a parte il gusto, quello che ogni volta mi emoziona è nel prepararlo insieme a lui, perché ci mettiamo così tanto amore, perché ci teniamo tanto che il gusto, il risultato e il trasmettere il nostro amore verso quel piatto al cliente deve riuscire in tutti i modi, e quindi proprio dall'agrodolce che prepariamo al disossarlo, perché il signor Urso fin da piccolina mi metteva là a disossare ossicino per ossicino per non creare quel disturbo, ecco, che una volta magari si lasciava così con tutte le ossa, adesso invece magari noi ci mettiamo un po' più di accortezza, lo rendiamo un po' più gourmet. Ecco qui l'innovazione. Ecco, e secondo me hanno anche qualche ingrediente segreto, che non ci sveleranno mai neanche sotto tortura, è vero? Ma no, abbiamo qualche ingrediente segreto noi? No. Giulia, no, ascolta, in questa maniera, come l'hai ben descritto, cos'è appunto che metti di tuo? Cioè, visto che io ti ho voluto insieme a Cristina per rappresentare quella che è l'innovazione, un attimo in contrapposizione con quella che invece Maurizio mi rappresenta, che è la tradizione della cucina siracusana. Cos'è che tu, ad esempio, potresti mettere in questo piatto che hai descritto per presentarlo nella moderna ristorazione? Ma magari la patata la mettiamo schiacciata, la mettiamo un olio profumato con la menta che riprende il discorso di mettere la menta poi nel coniglio in sé, quindi facciamo un olio e menta con una grattugiata di limone e facciamo la schiacciatina, quindi nell'impiatto poi ci viene diverso, ci viene non così come ce lo davano le nostre nonne, tieni figlio e mangia, magari mettiamo questa schiacciatina, lo impiattiamo in maniera diversa, lo disossiamo, mettiamo un po' più cura, questo sì, questo sicuramente. E invece Maurizio, come lo vedi tu nella tradizione questo piatto che ha descritto Giulia? Così io mi tolgo da questo mio desiderio di sapere. Nella tradizione il coniglio alla stimpirata, beh, sai, un po' in tutta la Sicilia viene fatto, poi ogni provincia lo fa in maniera diversa, aggiungendo o eliminando altre cose.
Questo piatto era il piatto comunque dei poveri, piatto di chi aveva a casa il coniglio e poi lo doveva crescere e anche mangiare. È un piatto meraviglioso perché comunque ti dà freschezza, comunque c'è l'intingolo dell'agrodolce, no? Quindi diceva qual è l'ingrediente segreto? Dicevi, l'ingrediente segreto in realtà è la pazienza e l'amore, perché devi selezionare gli ortaggi, li devi freschissimi, tra le altre cose devi fare il taglio perfetto, perché comunque devi unificare la cottura, perché quando lo faceva mia mamma, io non sono mai riuscito a farlo come lo faceva lei, in pratica tutte le verdure devono andare a cuocere, devono essere cotte tutte allo stesso punto, allo stesso momento, quindi non vai a fare di solito come facciamo noi, Mariano, facciamo il sedano a parte, la carota a parte, le cipolle a parte, no, noi facciamo proprio tutto insieme, solo che il taglio ti consente di avere poi una cottura uniforme di tutti gli ortaggi che stanno dentro. Poi i capperi, le olive schiacciate fatte in casa, quindi mi raccomando, le olive schiacciate, quindi il sapore, il ricordo, quello che poi ti rimane nella memoria. E il coniglio che deve essere prima scottato e poi passato in padella con sale e pepe, e rigorosamente all'ultimo dovevi poggiare tutta la menta sopra, rigorosamente, lo facevi soffriggere poi tutto insieme all'intingolo, quindi sotto le verdure, sopra il coniglio, la menta poggiata tutta sopra, e poi ricordo mia mamma che per quello che faceva lei ovviamente in famiglia, era rigorosamente un bicchiere di acqua, un bicchiere di aceto, 2 cucchiai di zucchero messi insieme, e poi andava a sfumare, a chiudere, la cottura lentissima, molto lenta, perché poi questo liquido doveva asciugarsi e poi veniva fuori questa esplosione di sapore, di odore, una cosa veramente meravigliosa. Quindi pazienza e amore sicuramente, e molta attenzione, ma sono i ricordi che ti rimangono poi impressi nel cervello, cioè quelli che magari cerchi poi di fare, di emulare, ma non riuscirai mai ad arrivare dove arrivava. Sono d'accordo con te. È vero, è vero. Abbiamo tra l'altro noi oggi, Carbonetti, dei piatti fantastici che i nostri chef hanno preparato per noi. Mai ad assaggiarne qualcuno, però, non ce l'abbiamo fatta. Ci stiamo arrivando, piano piano ci stiamo arrivando, Cristina, non ti preoccupare. Usciremo da questa cosa che dobbiamo solo guardare, arriveremo al punto che mangeremo, ci ciucceremo tutti, veramente sarà un'altra cosa. È vero. Allora, io direi che possiamo anche cominciare con il primo piatto. Mariano, abbassa un attimo la camera, Mariano, così ti vediamo meglio. Te lo dico io quello che devi fare. Alzala un po', ok? Adesso credo che sei perfetto. Grazie Cristina, grazie. Hai detto sono bellissimo? No, vabbè, non ti preoccupare. Ho detto perfetto. Scusami. Bellissimo, ok. Allora, abbiamo dei piatti che i nostri chef hanno preparato con tanto amore, con tanta pazienza, e che oggi ci presenteranno, per i quali faremo proprio il confronto tra tradizione e innovazione. Cominciamo? Certo, vediamo con quale... Ma cominciamo da lei, cominciamo da lei. Andiamo con la prima foto, vediamo un attimo, ma che meraviglia. Cosa ci hai preparato, Giulia? Allora, vedete quello alla base? Quelli sono i pomodori verdi che ho rubato dal giardino del signor Urso, quindi a Palazzolo, perché lui ha anche lì un piccolo orticello, quindi gliel'ho rubati e poi abbiamo fatto una bella emulsione di pomodoro verde. Sì. E su abbiamo poggiato questa tartare di gambero bianco alle erbe aromatiche finocchietto, e poi abbiamo fatto una bella gastrique di lampone, quindi per sgrassare, per rinfrescare un po' il tutto. È una bella tartare di gambero bianco questo, sì. Cosa ne pensa il nostro chef Urso? Quello è un piatto buonissimo, bello anche da vedere. Forse la foto non rende giustizia al piatto. È un gambero bianco fresco, la tartare, e poi con aggiunta appunto di erbe aromatiche. Io sono patito di erbe aromatiche, me le vado a raccogliere, ho convinto anche Giulia a seguirmi qualche volta, e quindi all'interno c'è anche un po' di cipollotto fresco,
e qualche altra spezia, quindi la grattugiata di limone, che secondo me è doverosa perché chiaramente ci dà freschezza, ci dà spinta al piatto, ma l'emulsione di pomodoro verde secondo me lo completa veramente, perché non abbiamo troppi acidi. La gastric di Lampone in realtà non è molto acida, però lo va a completare insieme a quella che è la freschezza e l'acidità del pomodoro verde, e il gambero, che è dolcissimo, immagina, che sposa veramente, veramente bene. Giulia, io vorrei sapere che voto dà il nostro chef Maurizio Urso a questo piatto. A Giulia o al piatto? Allora, l'ha fatto Giulia, quindi di conseguenza credo che sia... Allora, piatto da 10, -9 Giulia, 1. Dai. Va bene, Mariano, dicevi. Volevo chiedere a Giulia, visto che ho capito che lei è abbastanza bravina a guardare certe cose, facciamo un regalo a chi ci sta ascoltando. Com'è che hai ottenuto questa emulsione di pomodori verdi? L'emulsione di pomodoro verde, allora... La cremosità, spieghiamo un attimino come ottenere quella cremosità che riusciamo a vedere nel piatto. Allora, sicuramente con una buona dose di olio extravergine di oliva. Deve essere buonissimo, non deve essere troppo forte, dobbiamo dosare benissimo il pomodoro dall'olio. E con un mini pinner ho messo anche un pochettino di ghiaccio per mantenere comunque, per lo scioltare, per mantenere il colore, sì, e ho semplicemente frullato con pochissimo sale e un po' di pepe. Non abbiamo aggiunto nessun agente elegante, giusto Giulia? No, assolutamente. Bellissimo, no, così mi piaci da morire, va bene, ok, sono felice di questa cosa che mi hai detto. Brava Giulia. Passiamo agli altri? Sì, io sono molto curiosa di vedere il prossimo piatto. Andiamo, Paolo, dalla regia, più veloce della luce. Lo facciamo confondere oggi, Paolo, un attimo, e lo mettiamo in difficoltà. Questo mi sa che è ancora di Giulia questo piatto, vero? Ma questa in realtà è di entrambi, voglio dire. Lo so, l'ho capito, nascono dall'amore che avete entrambi. Sì. ma noi ci amiamo, lui dice di no, perché lui mi ama, lui dice di no però. È ancora viva perché credo in Dio. Sì. Va bene, andiamo allora a questo piatto, dai, spiegateci un po' cos'è. Sotto è al fico d'India, quindi con succo di fico d'India, viene così il colore del succo di fico d'India. Sopra abbiamo una fonduta di piacentino ennese e quello che vedete, quel croccante, è la pala di fico d'India fritta. Che si mangia? Certo che si mangia. No. Mangia anche la buccia del fico d'India panato e fritto. Brava. Bravissima. Cioè, ragazzi, davvero. Questo significa legare tradizione e innovazione. Complimenti davvero, te lo dico con tutto il cuore, veramente un bel piatto. Il maestro è quello lì. Ma lo so, però mica possiamo fare sempre i complimenti al maestro, altrimenti che facciamo? L'innovazione, come la portiamo avanti la nostra tradizione? Servono i giovani, serve sempre come... Non lo sto dicendo io che sei vecchio, lo sta dicendo lui. Io penso che un maestro di musica senza una buona orchestra non va da nessuna parte, per cui il merito è sempre del gruppo e mai della singola persona. Bravo. È vero. Allora, prima di passare ai prossimi piatti, che sono quelli dello chef Urso, vediamo se abbiamo dei messaggi, vediamo se abbiamo modo di salutare qualcuno anche oggi. Io compro siciliano.com, io vi ricordo ovviamente sempre di visitare il nostro marketplace. Salvo Renda, buonasera a te, grazie per averci seguito per queste puntate della Cucina dei Ricordi, siamo all'ultima puntata, però torneremo, non preoccuparti, quindi grazie Salvo. Luca Leonardi, hashtag Io Compro Siciliano, auguri a tutte le donne di Io Compro Siciliano. Questa è la tua ultima puntata, voglio fare i complimenti a Cristina Ruffino, grazie Luca, sono veramente molto contenta. Selina Alcalà, mia compagna di viaggio, ciao amici, ci tenevo a farvi gli auguri, bella Cristina, un abbraccio a te Mariana, a tutti gli amici. Auguri anche a te Selina, un saluto affettuoso ai colleghi presenti in live, te li salutiamo. Ok, un caro saluto dalla Toscana, Antonino La Barca, benvenuto dalla Toscana, altra bellissima terra. Carlo D'Amato ci augura una buonasera anche a te Carlo. Giulia rappresenta la cucina al femminile, ogni tanto ci vuole, devo dire. Buon pomeriggio a voi, auguri alle donne, grazie a Matteo Magro, grazie mille. Auguri a Cristina e Giulia per la festa delle donne, grazie. Un caro saluto a voi Cristina Mariano e ai vostri grandissimi ospiti. Ciao Marzia, un bacio grande anche a te, auguri anche a te, grazie.
Al piatto 10 e a Giulia 10. Ecco, Luca Leonardi ci pensa a dare 10 e 10. Andrea Geriri, buon pomeriggio a tutti da Londra. Geriri. Buon pomeriggio, auguri a Cristina e Giulia per la festa delle donne, tanti auguri anche a te Lidia, un bacio grande. Salvo Pollina, fa gli applausi, credo di sì, va bene, grazie. Allora, andiamo adesso a parlare di tradizione con i piatti dello chef Maurizio Urso. Andiamo col primo. Cos'è? Che bello questo, che bello. Questo è un piatto classico, è la pasta Romalu Tempu. Praticamente è un piatto che dalle nostre parti si fa, specie nel siracusano, ed è un piatto a cui sono anche molto legato perché avendo avuto i miei nonni, il mio nonno da parte materna era pescatore, e per cui quando si stava a tavola insieme prima non c'era tanta TV, e quindi si raccontava il perché del piatto che magari da ragazzino non ti piaceva, e loro per fartelo piacere ti raccontavano il perché, come veniva fatto. E in realtà pasta Romalu Tempu perché quando non si poteva avere del pescato fresco si utilizzava il pescato che veniva messo sotto sale, perché allora le conservazioni erano quelle, non c'erano neanche i frigoriferi, i congelatori, e quindi si usava il sale per conservare, così come lo zucchero e altro, il pepe, queste robe qui per conservare gli alimenti, e quindi si utilizzava il pesce che si era preso in abbondanza e si salava, si conservava e poi veniva usato quando mancava, c'era maltempo, si utilizzava quindi il pesce conservato. In questo caso sono le acciughe, è chiaro che qualcuno lo fa anche con le sarde, sono poi dei broccoletti, ci sono nel piatto. Io ho messo anche qualche mandorla, l'uva passa, c'è anche qualche pinolo per dare un po' di ricchezza al piatto, e del pomodoro secco e del capuliato nel mezzo. Maurizio, volevo chiederti una cosa importante, perché tu lo sai, mi piace studiare la tradizione, ma io ho trovato in alcuni piatti che descrivono questo, cioè scusami, in alcuni testi che descrivono questo piatto, la presenza non del capuliato. Il capuliato tu intendi vitello macinato, giusto? No, il pomodoro secco. Da Siracusa il pomodoro secco viene battuto al coltello, come dici tu, il macinato di carne viene battuto al coltello, e poi viene aggiunto dell'extravergine di oliva e il 3% di menta fresca. Ok, ho capito Maurizio, no, perché ti spiego, siccome da noi, ecco allora, ti ringrazio della spiegazione, perché da noi capuliato si intende il tritato di manzo, no? Vero, sì. Quindi avevo questo dubbio, siccome in diversi piatti ho notato che c'è in alcuni la presenza, in alcuni invece manca, allora grazie a te adesso ho risolto il mio dubbio, grazie mille. Sì, allora, a questo punto io passerei alla ricetta, perché mi pare che abbiamo proprio la ricetta, andremo a scoprire nei dettagli, la possiamo anche copiare, gliela possiamo rubare, chef? Ovviamente. Va bene, allora, Cristina, un problema... Cristina, scusami, perdona se ti interrompo, volevo dire che questa ricetta, tra l'altro, la troveranno poi nella famosa nostra rubrica che è presente sul sito www.iocomprosiciliano.com alla voce ricette, dove tutti i nostri collaboratori delle 9 province stanno già mettendo del materiale che potrà essere utilizzato e sfruttato un po' da tutti. E appunto per questo volevo ringraziare ancora una volta Maurizio e la sua grande eccellente collaborazione. Grazie a voi. Anche perché poi ci danno dei tesori, capito? Quindi le ricette sono veramente dei tesori da custodire, secondo me, gelosamente. Allora, andiamo quindi a vedere questa ricetta nei dettagli. Ci vogliono 350 grammi, chef, legge lei o leggo io? Vada. Sì, no, va bene, 350 grammi di cavati freschi. Di solito qui si utilizzano i cavati freschi fatti con la semola di palazzolo perché c'è una piccola produzione. 250 grammi di mugnoli. Ho messo i mugnoli in questa ricetta perché è un broccoletto scomparso selvatico che prima esisteva anche dalle nostre parti, poi è stato totalmente abbandonato perché chiaramente nessuno li andava più a raccogliere. Io ho trovato questa azienda che li raccoglie e li mette e li congela in azoto liquido, quindi quando li faccio decongelare
li puoi mangiare così, decongelati, crudi, è come se fossero stati raccolti in quel momento. Buono. Ecco perché ho messo i mugnoli selvatici. Poi metto 2 cucchiai di capuliato, 40 grammi di pangrattato per finire poi alla fine, che sarebbe comunque il formaggio dei poveri, uno spicchio di aglio o 30 grammi di cipolla se volete, 40 grammi di pinoli, uvetta passa, olio extravergine di oliva e se volete qualche filetto di mandorla per renderlo ancora più ricco, per nobilitarlo ancora. E ci sono anche le acciughe sotto sale. E ci sono anche le acciughe, sì, hai detto bene, ci sono anche le acciughe sotto sale che metto un po' sfaldate insieme alla salsina che vado a preparare, e poi dei filetti chiaramente poggiati sopra. Per quanto riguarda invece i cavati, usiamo della farina di semola, e se possibile, per dare un po' più di sapore, per dare anche un po' di colore, del grano arso, ma già la semola che viene prodotta dalle nostre parti, un po' come in tutta la Sicilia, i grani autoctoni nostri sono dei grani eccezionali, va anche bene, è un impasto fatto con acqua e quindi è molto semplice, fatto diretto, e poi bisogna lasciarlo riposare una mezz'oretta prima di iniziare a tirare i cavati. Maurizio, ma per fare la forma proprio dei cavati, c'è qualcosa in particolare da utilizzare? Allora, Mariano, adesso ci sono queste tavolette che sono le stesse per rigare i gnocchi di patate, no? Però o usi una forchetta, o se no sulla spianatoia basta premere col pollice su una spianatoia e viene fuori il cavato dopo averlo allungato, chiaramente tagliato a tocchetti e poi scavato. Per esempio, la nostra Giulia, che è portatrice, insomma, oggi rappresentante dell'innovazione, come li fa? Con la forchetta o comunque con i metodi? Ma di solito con la forchetta. Esistono anche delle macchinette, proprio, sai, quelle della mia nonna, che fai così e allora ti metti lì sul tavolo con questa spianatoia e fai e produci, come si suol dire, proprio a mai finire questi cavati. Li fa ancora mia nonna così, quindi sì. Ecco. Innovazione, vedi? Eccola là. Grande Giulia, viva le donne, scrive Donatella Carpino. Auguri Donatella, auguri anche a te. Allora, quindi il procedimento lo troviamo comunque sulla ricetta che verrà presto pubblicata. Se ne vogliamo parlare velocemente, chef. Scusami, perché mi sta squillando il telefono, capito? Quindi dimmi. Lo chef, devo dire che è ricercatissimo. Per quanto riguarda quindi il procedimento, è facile, no? Comunque creare questo piatto che solo a vederlo è veramente qualcosa di meraviglioso. Dovrebbe essere, sarà buonissimo. È semplice, certo, è semplice. Basta scottare o cuocere a vapore i mugnoli e tenerli da parte. Poi si fa il fondo con aglio oppure cipolla. Si fa soffriggere bene. Se si vuole sfaldare un po' di acciuga fuori dal fuoco, la si può sfaldare dentro. Si aggiungono poi i broccoletti o i mugnoli, quelli che preferite, quindi si lascia cuocere molto lentamente, e poi per ultimo aggiungo i pinoli tostati e il capuliato di pomodoro, quindi faccio amalgamare bene tutto e lascio da parte. Poi quando la pasta è pronta, chiaramente bisogna metterla insieme alla salsina, la si spadella e poi finire il piatto, come dicevo poco fa, se si vuole con qualche filetto di mandorla appunto tostato, con dei pinoli ancora, il pangrattato tostato, quindi il classico formaggio nostro, diciamo dei poveri, lo chiamiamo così, e qualche filetto di acciuga e un filo di extravergine di oliva per finire appunto questo nostro piatto. Vedi Cristina, poi alla fine i nostri piatti siciliani in genere sono ottimi e sono ricchi di semplicità, perché dalle cose più semplici, dall'aglio, pomodoro, cioè riusciamo ad avere veramente dei piatti d'eccellenza che direi, perdonatemi, tutti ci invidiano, perché poi noi siamo bravi ad andare alla ricerca di questi ingredienti che appartengono alla nostra terra, legati al territorio, e stasera loro due ne hanno dato piena dimostrazione. È vero, e per questo li ringraziamo, ma grazie davvero, grazie di cuore a Giulia Carpino che oggi ha rappresentato l'innovazione, e grazie allo chef Maurizio Urso che invece ha rappresentato la tradizione, e anche in questo caso abbiamo dato la dimostrazione di come tradizione e innovazione possono andare davvero d'accordo.
Grazie. Volevo intanto personalmente ringraziare Maurizio, che ormai è diventato un nostro collaboratore fisso, è sempre presente quando chiamiamo, è una persona veramente squisita e preparatissima. Ringrazio ovviamente anche Giulia, che stasera è stata con noi, però ovviamente ripeto ancora una volta a Maurizio che ormai fai parte della nostra famiglia, quindi i passi a seguire tu sarai sempre a bordo della nostra nave, ok? Io vi ringrazio e sono molto contento di fare parte di questo gruppo, di questa squadra. Sono veramente felice. Quello che fate è bellissimo, perché divulgare il nostro territorio, le nostre radici è fondamentale, è una cosa veramente bellissima. E poi devo dire, è una bella trasmissione, leggera, bella, cioè non è di quelle che devi seguire, quindi a me piace molto, infatti spesso anche quando ci sono altri colleghi vi seguo, perché insomma è piacevole veramente, quindi andiamo avanti così, perché è veramente una bella trasmissione. Grazie mille, grazie davvero chef Urso per essere stato con noi, grazie anche alla nostra bellissima, sorridentissima chef Giulia Carpino, grazie, speriamo di ritrovarti prossimamente nella nuova versione di Pomeriggio Special. Grazie. Ciao, grazie. Ciao Giulia, grazie. Ciao. Allora, Carbonetti. Adesso Cristina mi sa che veramente sto cominciando a diventare un pochino triste, perché dai, prima che se ne parla, vabbè, l'ultima puntata, così. Però poi quando arriva il momento ti scola la lacrimuccia, così. Vabbè, dai, vediamo che succede, dai. Però attenzione, perché comunque questo è soltanto uno stop, poi noi ripartiremo con una nuova versione con tante sorprese, e quindi io volevo ringraziarti comunque per essere stato un compagno di viaggio straordinario. Ovviamente più volte abbiamo lanciato battute a mo' di scherzo, però io devo dirti veramente, Mariano Carbonetti, è stato un piacere lavorare con te, sul serio, grazie. Anche per me, Cristina, veramente è stato un motivo di crescita professionale insieme a te, perché tu sei una grandissima professionista nel tuo lavoro, e ovviamente ho apprezzato tantissimo il tuo modo di fare, il modo di coinvolgere tutta la gente. Sei brava, complimenti. Grazie, anche tu sei bravo Carbonetti, grazie mille, grazie Mariano Carbonetti, e noi siamo arrivati, arrivederci, sì. Ciao Paolo, ciao Paolo, ciao Marzia. Ciao, allora noi siamo arrivati al termine di questa nostra prima parte dell'avventura dedicata a Pomeriggio Special. Questa, come abbiamo detto all'inizio, è l'ultima puntata. Io volevo ringraziare tutti i collaboratori, a cominciare da Marzia Monreale, che ha fatto un lavoro in redazione straordinario, lo fa veramente per tutti, Paolo Gatto che è stato in regia, grazie Paolo, ti abbiamo fatta impazzire, lo so, però alla fine ce l'abbiamo fatta. Pomeriggio Special allora si ferma, c'è uno stop, poi ripartiremo con tantissime novità. Intanto, a proposito di novità di Io Compro Siciliano, io vi parlo della prima, perché giovedì alle 21:30 Sicily On Air sarà live dal Mob di Palermo, quindi il nostro Vincenzo Canzone ritornerà con una versione nuovissima, straordinaria di Sicily On Air, da non perdere, appunto Sicily On Air live da giovedì prossimo alle 21:30. Grazie ovviamente a tutto il gruppo di Io Compro Siciliano, grazie al dottor Davide Morici, grazie al dottor Giuseppe Giorgianni, che mi hanno dato sino a questo momento la possibilità di entrare a far parte di questo gruppo straordinario. Da Cristina Ruffini è tutto, un bacio, lancio la sigla, ma certo che sì. Ciao! Non dimenticate l'appuntamento con Vincenzo Canzone ogni giovedì alle 21:30. Io Compro Siciliano, Sicily On Air, il music show dei siciliani.